Adesso è il momento di osare. Dopo essere usciti con una vittoria dal doppio confronto in terra lucana, la Fortitudo Moncada Agrigento ha tra le mani l'occasione che può segnare una stagione. Domani e domenica prossimi al Pala Empedocle affronterà altre 2 volte il Matera e vincendo entrambe le gare approderebbe alla finale playoff, senza la necessità della bella che comunque verrebbe giocata in terra lucana. Insomma, il vento sembra essere cambiato e questa Fortitudo ha dimostrato di non avere nulla da invidiare a quella che è stata la seconda forza della stagione regolare. Matera ha 6-7 elementi di spessore, la Fortitudo ne ha 10. Questo può significare tutto o nulla, ma una cosa è certa, la squadra di Ciani ha voglia di fare, non è ancora scarica dopo un campionato pesante, duro, dove non sono mancati momenti di sconforto. Quello che però fa rimanere ottimisti è la tenuta fisica. Gli atleti scoppiano di salute, tutti hanno ritrovato la perfetta forma e gara 2 di martedì sera lo ha dimostrato. Anche a livello psicologico la Fortitudo ha retto bene. Non era facile non accusare nessun controcolpo dopo la sconfitta in gara 1 di domenica scorsa, quando gli agrigentini a un certo punto si sono ritrovati con 23 punti di vantaggio. Ma evidentemente il coach Franco Ciani ha saputo trovare le parole giuste per ottenere una immediata risposta dai suoi ragazzi. Di certo c'è che anche la gara di domani sera sarà molto tirata. In questa stagione Agrigento e Matera hanno dato vita ad incontri molto combattuti che sono stati decisi tutti al fotofinish. Ma domani sera i biancazzurri potranno contare su un pubblico che sarà numeroso e anche caloroso. Espugnare il Pala Empedocle non è stato facile per nessuno quest'anno. Adesso, con l'opportunità iotta che si può sfruttare, siamo certi che la Fortitudo darà il massimo. La voglia di continuare a stupire c'è ancora e con un Chiagic che sembra essere tornato a fare la differenza, tutto è possibile.